vincere, che non mette in primis i temi dell'uguaglianza, della solidarietà e della non discriminazione, e che vuol dire della non partecipazione e della libertà. Uno che non fa un confronto, che già dice che hanno vinto stravinto, uno che chi non mi vota pagherà dazio e la lista nera. Chi uno vuole modificare il regolamento del Consiglio, è giusto modificarlo, io sono d'accordo, basta solo dare i tempi e dei vari subemendamenti, sono le due cose che non funzionano nel Consiglio regionale, a prescindere se c'è maggioranza o minoranza, ma perché ci sia una democrazia dentro, e vuole mettere la fiducia, significa che quello che sta applicando in campagna elettorale, e che è vergognoso, aggiungo, che quando uno non vuole fare un confronto e anzi usa la sua carica di ministro continuamente e non si congela, se non vuole dimettersi perché ha paura di non vincere, può congelarsi, che dopo Berlusconi era lo stesso, non è che io non sono così fuori dal mondo per non chiedergli, no, almeno si congeli, che quindi l'ambarana che ha dietro, voglio dire, dalla rivista, ma che è la cosa più piccola per tutto il resto, che lo vediamo negli occhi di tutto. 3.000 a mi dà nelle tv nazionali, non voglio parlare nei giornali, però capite l'importanza che da mettere in corretto. Io credo che poi questo significa una gestione chiaramente monocolore di un territorio, che chi la pensa come loro va bene, chi non la pensa come loro è da politicamente uccidere, chiaramente parlo politicamente uccidere, e che significa emarginare, e che significa non ascoltare, e che significa che manca la democrazia, e che significa che la libertà che i nostri padri, i nostri nonni ci hanno insegnato lavorando, insegnandoci che il rispetto verso gli altri, l'attenzione verso gli altri, che passa attraverso quel nucleo fondamentale che è la famiglia, corre il rischio che venga chiaramente a non esserci più. E questa è una preoccupazione che ho. Anche un moderato come Antonio Feppoli, moderato non significa essere qualcos'altro, ma significa salvaguardare i principi di libertà e uguaglianza, e noi vogliamo su questo.